Un sacramento, che cos'è? È un'azione di Cristo e della Chiesa che mediante lo Spirito Santo ci comunica la grazia di Cristo. Il sacramento richiede che cosa? Richiede un'azione sinergica, potremmo dire, della Chiesa e dello Spirito Santo, che veicola attraverso quel sacramento quella grazia particolare per cui è donato. Nel battesimo diventiamo figli di Dio e quindi tempio della Trinità. Nella cresima ci viene data la pienezza dello Spirito Santo. Nell'Eucaristia ci viene dato, cosa ci viene dato nell'Eucaristia? Il corpo di Cristo, quindi Gesù realmente presente nell'Eucaristia, che si fa nostro cibo e nutrimento. Nel sacramento della riconciliazione ci viene dato che cosa? Il perdono dei peccati. Poi nell'unzione degli infermi la Chiesa lo dona per dare cosa? Per la guarigione dei malati, per sostenere gli infermi. Poi nell'ordine sacro, cosa succede nell'ordine sacro? Quindi abbiamo visto che l'ordine sacro quanti gradi ha? 3, vi ricordate quali sono? Diacono, presbitero e vescovo. Quindi attraverso il sacramento dell'ordine un uomo scelto da Dio e confermato tale dalla Chiesa, mediante l'imposizione delle mani del vescovo e la preghiera di consacrazione, diventa o diacono o presbitero o vescovo. E poi il sacramento del matrimonio. Allora, se vi ricordate, abbiamo detto la volta scorsa che ci sono 3 sacramenti che imprimono il carattere, si ricevono una volta sola e non possono mai essere cancellati. Quali sono i 3 sacramenti che imprimono un carattere? Cioè che una volta ricevuti li ricevi per sempre e che anche se tu vai all'inferno, ti perdi, vai con i segni di quei 3 sacramenti. Bravo? Battesimo, cresima e ordine sacro. Oggi c'è, spesso capita che ci sono alcuni che sono intelligentoni che ti mandano la lettera di sbattezzo, ti chiedono di essere sbattezzati. E io gli rispondo, io posso aggiungere solo nel libretto che tu sei un apostata dalla fede, ma io il sacramento non te lo posso togliere neanche con la carta vetrata. Perché? Perché battesimo, cresima e ordine sacro, una volta ricevuti, li ricevi per sempre. Chiaro questo? Quindi non si cancella. Pensate che una mistica si chiama Anna Caterina Emmerich, che pensate questa qui è vissuta 50 anni con l'Eucaristia, solo mangiando l'Eucaristia, e d'altronde a questa mistica si è ispirato anche Mel Gibson per fare il suo film The Passion. Questa mistica diceva, no? Lei ebbe la visione del paradiso, del purgatorio e dell'inferno. E lei diceva che quella croce, perché sapete che quando
quando si porta un bambino per il battesimo, il primo gesto che il sacerdote fa, gli fa un segno della croce sulla fronte e dice: ti segno con il segno di Cristo Salvatore. E dopo di me anche voi, genitori, padrini e madrine, farete sulla fronte del vostro bambino, della vostra bambina, il segno di Cristo Salvatore. Bene, Anna Caterina Emmerich diceva, quando, sentite bene, e quindi poi vieni battezzato, no? Diceva, quando ho avuto la visione del paradiso, ho visto nelle anime sante, nelle anime dei beati, quella croce che illuminava, che irradiava luce sulla fronte dei santi, dei beati. Cioè, quando ho avuto la visione dei dannati, ho visto quella croce che era come una piaga che li faceva soffrire, perché era il ricordo dell'odio che loro hanno avuto verso Dio. Perché ricordatevi che all'inferno ci va chi vuole, Dio ci salva. Molti mi dicono, padre, ma perché esiste l'inferno se Dio è buono? E io rispondo così, teologicamente. Voi potete costringere qualcuno ad amarvi. Potete costringere qualcuno ad amarvi. Dipende. Sì o no? Si può costringere una persona ad amarti se non ti vuole amare? Sì o no? No. Ecco, che cos'è allora quell'uomo che poi la perdizione? Cioè il rispetto che Dio ha della nostra libertà. Cioè io posso fino all'ultimo istante dire a Dio: ti odio, non voglio nulla, non voglio stare con te, rifiuto il tuo amore, e quindi Dio rispetta la nostra libertà. Perché ricordatevi quello che vi ho detto: Dio è onnipotente, ma c'è un limite che Dio stesso si è imposto alla sua onnipotenza. Qual è? La nostra libertà. Diceva giustamente uno scrittore francese, Bernanos, Dio si propone, non si impone. Per cui è un po' come se la mamma ti dice: guarda, non mettere le dita non mettere le dita nella presa della corrente, perché puoi morire. Tu non ti fidi di tua madre o di tuo padre e vai, ti voglio vedere, io ci voglio mettere le mani, ti prendo una scarica elettrica e se ti va male muori. Ecco, Dio ci ama così tanto che rispetta il nostro desiderio di odiarlo, perché, come ha detto la Madonna in un'apparizione a Medjugorje, all'inferno ci va chi vuole andarci. Dio fino alla fine ci offre la possibilità della salvezza, perché Cristo è venuto perché tutti gli uomini siano salvi. Ma se tu quella salvezza non la vuoi, se tu la rifiuti, pensate ad esempio, ci sono quelli che entrano nelle sette sataniche, che la prima cosa che fanno è odiare Dio, vanno nelle chiese, rubbano le ostie, offendono il Signore, scelgono cioè di odiare Dio. Quell'odio lo porteranno fino alla fine ed è chiaro, Dio non può non rispettare quella libertà, perché ci ha fatto liberi. Allora, il peccato è possibile perché c'è la nostra libertà. Non siamo marionette. Dio ci ha creati, noi esseri umani, siamo, come dice il Salmo 8, il capolavoro dell'amore di Dio. Il capolavoro. E Dio ci ha creati liberi. Gli animali sono sottoposti a che cosa? Agli istinti. È normale, fa parte del loro essere. Non hanno intelligenza, volontà e determinazione.
sono dominati dall'istinto. Anche in noi c'è una istintualità. Vi ho spiegato l'altra volta che secondo le neuroscienze noi abbiamo 3 cervelli: il rettiliano, il mammiferiano e la neocorteccia, cioè quello che ci fa essere umani, la capacità di pensare, di elaborare, di essere capaci di creare anche cose stupende. E allora la nostra libertà è il limite, vi dicevo, che Dio si è imposto per rispettarla. Allora, adesso cerchiamo di andare più in profondità. Adesso cerchiamo di andare più in profondità nella dimensione del sacramento della riconciliazione. Quando, lo abbiamo visto la volta scorsa, noi celebriamo il sacramento della riconciliazione, che cosa avviene? Avviene che il mistero pasquale di Cristo, cioè la sua passione, morte e risurrezione, ci viene applicata. Per cui il sacerdote, quando dice io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, mediante l'imposizione delle mani, mette in movimento il sacrificio pasquale di Cristo che sulla croce ha vinto il nostro peccato. E allora rileggiamo oggi questo capitolo 53, che già ci dice come 8 secoli prima il profeta Isaia vedeva, vi ricordate, avevamo visto a Natale come Isaia aveva visto 8 secoli prima la notte di Natale, ricordate? La Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, oppure il capitolo 11, ecco, ci è nato un bimbo, il suo nome è Dio Onnipotente, Principe della Pace. Guardate come secoli prima anche Geremia vede il Venerdì Santo. E allora vi prego adesso di stare attenti e di ascoltare bene queste parole. Isaia 50. È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, no splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima, eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Allora, notate, guardate. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna colpa, nessuna pietà. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze. Sentite bene.
si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Sentite bene, pensate, siamo 8 secoli prima della venuta di Gesù. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, sentite bene, per le sue piaghe. Noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Allora, vedete, 8 secoli prima questo profeta vede il Venerdì Santo. E cosa vede? Vede Cristo sulla croce. Perché muore su quella croce? Perché si è addossato i nostri peccati e le nostre iniquità. Quindi, quando noi ci confessiamo, quel sacrificio di Cristo viene applicato a noi, per cui i peccati ci sono perdonati perché Cristo li ha assunti su di sé, e quindi il sacrificio di Cristo, il sangue di Cristo, purifica i peccati di tutta l'umanità. E allora, se questa è la parte, abbiamo detto, teologica, la parte, vi ricordate, lo abbiamo detto domenica scorsa, quando Gesù istituisce questo sacramento? Quando lo istituisce? Quale giorno? No, il giovedì santo istituisce che cosa? 2, o meglio, il giovedì santo Gesù istituisce 3 cose. L'Eucaristia, poi l'ordine e la Chiesa. Quando è che Gesù poi fonda la Chiesa? La sera del giovedì, svegliatevi, del giovedì santo. E quella sera Gesù istituisce la Chiesa e la istituisce su 2 pilastri fondamentali. Quali sono? L'abbiamo detto? L'Eucaristia e l'ordine santo. Chiaro? E invece la confessione, il sacramento della confessione, quale giorno Gesù lo istituisce? Il Venerdì Santo porta a compimento il suo sacrificio e dalla sorgente di quel sacrificio ci viene perdonato il peccato. Quindi lì mette in atto quel offrire se stesso per la salvezza di tutti. Ma il sacramento, quando lo istituisce? Lo abbiamo detto domenica scorsa. L'abbiamo detto. Pensate alle vacche. La mattina di Pasqua. E infatti, se noi andiamo al Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, ecco che cosa succede la sera di Pasqua. Leggi. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono a vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Allora, avete sentito? Quindi Gesù a chi sta parlando? A chi le ha dette queste parole? A chi le ha dette? A chi le ha dette? Chi c'era? Anzitutto, ma ci siete o ci fate? Gesù quella sera appare dove? Nel cenacolo. Dove aveva celebrato Gesù il giovedì santo l'ultima cena? Nel cenacolo. E questi il giorno di Pasqua erano chiusi e perché erano chiusi nel cenacolo? Perché avevano paura, perché Gesù era stato ucciso sulla croce e quindi avevano paura anche per loro. E Gesù la sera di Pasqua si fa vedere vivo in mezzo a loro. E per far capire che lui cosa fa? Mostra le mani e il costante. E per dire cosa? Non sono un fantasma, sono proprio io. E quindi dice, avete sentito? Alitò su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi non li perdonerete resteranno non perdonati. Quindi, domanda, questo ministero della confessione, chi l'ha istituito? Oh, chi l'ha istituito? Chi è che parla là? E ditelo forte. Chi è? Gesù. Che è? Allora, chi è che lo dice? E a chi lo dice? A chi lo ha detto? Ma gridate forte che non mi sento. A chi lo dice? A chi lo dice? A chi lo sto dicendo? Chi c'è nel cenacolo? Gli apostoli. Quindi gli apostoli in quel momento rappresentano che cosa? Sono già la Chiesa. Quindi abbiamo visto che già li aveva ordinati cosa? La sera del giovedì santo. Gli apostoli, la sera del giovedì santo. Abbiamo detto che la sera del giovedì santo Gesù istituisce cosa? L'Eucaristia e l'ordine santo. Quindi quando Gesù ha ordinato i suoi apostoli vescovi? Giovedì santo. Quindi loro già erano stati ordinati, quindi erano già la Chiesa. E quindi chi è che può, abbiamo detto la volta scorsa, chi è che può amministrare il sacramento della confessione? In nome di Gesù, chi è che può amministrare nella Chiesa il sacramento? Avete detto? Chiunque lo può fare. Chi riceve l'ordine sacro. Benissimo, chi riceve l'ordine sacro. E chi dei tre? Quanti sono i gradi dell'ordine, abbiamo detto? Quali sono? Il diacono, il presbitero e il vescovo. Benissimo. Chi è che può amministrare il sacramento della confessione di questi tre? Il presbitero e il vescovo. Bravo. Ecco. Allora, avete capito? Quindi questo ministero che la Chiesa amministra lo fa in nome di Cristo per mandato
per mandato di Cristo. Quindi, se voi adesso andate alla pagina 84, tutto questo lo trovate e quindi leggiamo a pagina 84. Ricordatevi che questo lo dovete portare ogni domenica. Non è che ve l'abbiamo dato perché lo teniate a casa. Domenica prossima vi voglio vedere tutti con questo. Pagina 84. Allora, vediamo adesso che cosa ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica sul sacramento della confessione, che notate bene, viene anche chiamato, fa parte dei sacramenti di guarigione. Vedete qual è il titolo che lì? Che titolo trovate? I sacramenti di guarigione, perché nella confessione c'è una guarigione che ci viene donata, non ti mangiare unghie, c'è una guarigione che ci viene donata, a livello fisico-spirituale. Domanda? Spirituale, ma che può avere anche effetto fisico. Ne abbiamo la prova nel fatto che tante volte Gesù, prima di guarire uno storpio, un cieco, gli dice: ti sono perdonati i tuoi peccati, e poi lo guarisce da una malattia. Allora, vediamo che cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. I sacramenti di guarigione. Anzitutto c'è scritto: perché Cristo ha istituito i sacramenti della penitenza e dell'unzione degli infermi, che sono i due sacramenti di guarigione, quello del sacramento degli infermi, quello del sacramento della penitenza. Sentite che c'è? Chi è? Luigi? Guarda qua. C'è un posto libero. Allora, no, vieni qua. Vai un po'. Allora, vediamo cosa dice. Cristo, sentite bene, medico dell'anima e del corpo, li ha istituiti perché la vita nuova, da Lui donataci nei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Quali sono i sacramenti dell'iniziazione cristiana? Battesimo, cresima ed Eucaristia. Può essere indebolita e persino perduta a causa del peccato. Perciò Cristo ha voluto che la Chiesa continuasse la sua opera di guarigione e di salvezza mediante questi due sacramenti, cioè il sacramento dell'unzione degli infermi e della riconciliazione. Allora, guardate il libretto. Vedete, c'è una domanda che ci viene fatta. Come viene chiamato questo sacramento? Il sacramento della penitenza. Sentite. Esso viene chiamato sacramento della penitenza, della riconciliazione, del perdono, della confessione, della conversione. Perché noi abbiamo costantemente bisogno di convertirci, cioè di spalancare la nostra vita a Cristo, di permettergli di entrare nella nostra vita. Perché esiste un sacramento della riconciliazione dopo il battesimo? Perché voi sapete, ad esempio, che dopo, se
se una persona adulta viene battezzata, questa persona adulta poi deve confessarsi dopo che riceve il battesimo, o gli posso dare subito l'Eucaristia? No. Perché? In quel momento no, perché dopo aver ricevuto il battesimo, con il battesimo vengono rimessi tutti i peccati. Si dovrà poi confessare strada facendo, quando poi sentirà di aver bisogno o che ha fatto altri peccati. Ma se io battezzo un adulto, subito dopo il battesimo gli posso dare l'Eucaristia e la cresima, perché il sacramento del battesimo rimette tutti i peccati. Chiaro? Quindi, perché esiste un sacramento della riconciliazione dopo il battesimo? Sentiamo cosa dice qui, guardate. Poiché la vita nuova nella grazia ricevuta nel battesimo non ha soppresso la debolezza della natura umana né l'inclinazione al peccato. Quindi in noi c'è un'inclinazione al peccato, quella che San Giovanni chiama la concupiscenza. Cristo ha istituito questo sacramento per la conversione dei battezzati che si sono allontanati da Lui con il peccato. Cioè ci dice questo, no? Il Catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè non è che noi siamo santi dopo il battesimo, ma abbiamo bisogno di un continuo perdono del Signore, perché continuamente facciamo esperienza della nostra fragilità. Questa domanda già la dovreste sapere, ma ve la leggo. Quando fu istituito questo sacramento, vedete che qui nel Catechismo c'è tutto, il Signore risorto ha istituito questo sacramento quando la sera di Pasqua si mostrò ai Suoi Apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Chiaro? Quindi è un sacramento che è un segno efficace della grazia di Dio. Una domanda: dopo che il sacerdote, quando io vado dal sacerdote e mi confesso e lui mi dice, dopo aver fatto la confessione, io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, se io ho confessato bene i miei peccati e tutti i peccati e non ho nascosto nessun peccato, perché giustamente ricordatevi, per fare una buona confessione sono necessarie alcune cose, queste li vedremo meglio la prossima volta, ma ci vuole anzitutto che cosa? Un esame di coscienza, il pentimento, il proposito di non più, per quanto sta nelle nostre possibilità, metterci nell'occasione di quel peccato, poi confessarla al sacerdote, ricevere l'assoluzione sacramentale e anche mettere in atto quella che è una penitenza, tra virgolette, un gesto che il sacerdote ci chiede di fare, che può essere una preghiera, ma può essere anche un'opera buona. Per esempio il sacerdote, dopo che ti confessi, ti può dire: benissimo, oggi cercherai di fare un'opera buona verso una persona che ha bisogno di te, come segno di impegno della confessione. Sentite un po' adesso, dice: i battezzati, ecco la domanda, i battezzati hanno bisogno di convertirsi? Ecco, sentiamo cosa ci dice. L'appello di Cristo alla conversione risuona continuamente nella vita dei battezzati. La conversione è un impegno continuo per tutta la Chiesa, che è santa ma comprende nel suo seno i peccatori. Quindi questo sacramento ci dice anzitutto che cosa? Che noi durante tutta la vita abbiamo bisogno di essere in stato di continua conversione, perché il peccato non lo vinciamo una volta per tutte, perché noi sappiamo che siamo assediati da quell'essere perverso e pervertitore che è Satana,
e che comunque ci sollecita al male, oltre alle nostre cattiverie interiori. Vediamo allora adesso quest'altra domanda. Che cos'è la penitenza interiore? Ecco, è inutile che io vada a confessarmi dal sacerdote se non c'è una contrizione interiore e una sincera volontà di rompere con il peccato. Allora, che cos'è la penitenza interiore? Ci dice qui il Catechismo, attenzione, è il dinamismo del cuore contrito, mosso dalla grazia divina a rispondere all'amore misericordioso di Dio. E cosa implica? Implica il dolore e la repulsione, sentite bene, il dolore e la repulsione per i peccati commessi, il fermo proposito di non peccare più in avvenire e la fiducia nell'aiuto di Dio. Si nutre della speranza nella misericordia divina. Cioè, quando io vado a confessarmi, se io vado a confessarmi perché primo ho preso coscienza del mio peccato, secondo sento il dolore per quel peccato che ho commesso, e terzo, non mi fido delle mie forze, ma chiedo al Signore la forza di non cadere più in quel peccato, perché so che senza l'assistenza e l'aiuto dello Spirito Santo, quel peccato io non lo posso vincere. Allora, in quali forme si esprime la penitenza nella vita cristiana? 301. La penitenza si esprime in forme molto varie, in particolare con il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Queste e molte altre forme di penitenza possono essere praticate nella vita quotidiana del cristiano, in particolare nel tempo di Quaresima e nel giorno penitenziale del venerdì. Quindi c'è un atteggiamento di pulizia del cuore che io devo tenere sempre all'opera. Quali sono gli elementi essenziali del sacramento della riconciliazione? Attenzione, perché questo è importante. Quali sono gli elementi essenziali del sacramento della riconciliazione? Sono due, attenzione. Gli atti compiuti dall'uomo che si converte sotto l'azione dello Spirito Santo e l'assoluzione del sacerdote che nel nome di Cristo, non li perdona a suo nome, concede il perdono e stabilisce le modalità della soddisfazione. Vedete, gli elementi essenziali quindi sono due: che voi diciate i peccati e che il sacerdote vi dia l'assoluzione in nome di Dio. Tant'è vero che il sacerdote non vi dice ti perdono in nome mio, sarebbe invalida l'assoluzione, ma il sacerdote, dopo che voi avete detto, dopo che io dico i miei peccati, il sacerdote mi dice io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È una soluzione sacramentale. Se io morissi subito dopo una soluzione sacramentale, andrei in paradiso? Sì o no? Ditemi sì o no? Se io morissi subito dopo essermi confessato, andrei dritto in paradiso? Ditemi sì o no? Sì. Posso fare una domanda? Come? Oppure se ci sono problemi spirituali? Vabbè, problemi spirituali, quelli sono di un altro ordine, quindi una volta confessato abbiamo ricevuto la soluzione dal peccato. Poi bisogna vedere se il problema spirituale è dovuto a un legame che richiede una preghiera di liberazione che è altro del sacramento della riconciliazione e della soluzione, ma nella soluzione noi riceviamo la liberazione da tutti i peccati
se l'abbiamo fatta bene, se abbiamo veramente fatto una confessione ben fatta. Allora, io vi dicevo, se io muoio posso andare dritto in paradiso se mi sono confessato. Vedete, la Chiesa ci ricorda questo, che nell'assoluzione ci viene rimessa la colpa, ma ci resta una pena che il sacerdote ti dice subito dopo di andare a riparare. Vi ho detto una cosa l'altra volta: se tu hai rubato il telefonino a un amico, vai dal sacerdote e gli dici ho rubato il telefonino all'amico, il sacerdote ti può dire io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vai in pace? No. Cosa devi fare prima? Devi prima restituire il telefono. Chiaro? Si chiama questa la riparazione. Io non posso assolverti se resta ancora in atto il peccato che ti ha portato a rubare, cioè tenerti il telefonino. Avete capito? Vediamo, quali sono gli effetti di questo sacramento? Ecco, questo è importante. Quali sono gli effetti del sacramento della confessione? Gli effetti, siamo al paragrafo 310. Gli effetti del sacramento della penitenza sono, attenzione, la riconciliazione con Dio e quindi il perdono dei peccati, la riconciliazione con la Chiesa, il recupero, se perduto, dello stato di grazia, la remissione della pena eterna, meritata a causa dei peccati mortali e almeno in parte delle pene temporali che sono conseguenze del peccato, la pace e la serenità della coscienza e la consolazione dello spirito, l'accrescimento delle forze spirituali per il cambiamento, per il combattimento cristiano. E allora, voi capite che quando ci confessiamo avviene nella nostra vita che cosa? Avviene nella nostra vita un ristabilimento di quella che noi potremmo chiamare la grazia battesimale. Chiaro? Quindi una domanda, lo abbiamo detto l'altra volta, vediamo se ve lo ricordate. Ma io, quando poi voi farete la prima comunione, voi vi dovrete confessare ogni domenica prima di fare la comunione? Sì o no? Secondo te? Sì o no? Sì o no? Dici una tua. No. Quindi ci dobbiamo confessare ogni volta prima di confessarci? Prima di fare la comunione? Sì o no? No. No. Non è necessario. Ci si confessa solo se ci sono dei peccati mortali connessi. Cioè, che vuol dire la differenza tra peccato veniale e peccato mortale? Questa differenza chi ce la dice? Ce la dice Giovanni, l'Apostolo Giovanni. Nella prima lettera lui dice: ci sono dei peccati che non portano alla morte, altri portano alla morte. Allora, cioè, sono quei peccati che tolgono gravemente la grazia dal nostro cuore. Allora, se ci sono peccati mortali, e perché sono mortali? Perché hanno come materia, si dice, una materia grave. Uccidere è un peccato mortale? Sì o no? Rubare è un peccato mortale? Bestemmiare è un peccato mortale? Sì o no?
Sì? Non andare a messa la domenica è un peccato mortale? Sì. Sì. Quelli che molti non capiscono. Perché? Perché c'è un comandamento che ci dice ricordati di santificare il giorno del Signore, o anche noi lo diciamo con ricordati di santificare le feste, cioè il giorno del Signore. Quindi capite allora che per un cristiano il non andare a messa la domenica è un atto di offesa a Dio. Ma perché? Lo dice Gesù. Nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni Gesù dice: chi non mangia il mio corpo e non beve il mio sangue non avrà la vita eterna. Mentre dice: chi mangia di me vivrà per me. Quindi Gesù ogni domenica ci dona se stesso e noi il non andare a messa è un atto di rifiuto del suo amore e del suo corpo e del suo sangue. Per cui un cristiano, ecco perché il nostro Carlo Acutis, un giorno tra non molto vi farò vedere il filmato della vita di Carlo, di questo ragazzino proclamato beato da appena 15 anni, diceva: l'Eucaristia è la mia autostrada verso il cielo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, e lui pensate, Carlo andava a messa tutti i giorni. Era un ragazzo che faceva il liceo classico, eppure andava a messa ogni giorno. Io non ti dico ogni giorno, ma almeno ogni domenica un cristiano serio, onesto, che prende sul serio la sua fede, non può non venire in chiesa e nutrirsi di Gesù, che ti dice: questo è il mio corpo dato per te, questo è il mio sangue dato per te. Allora capite l'illusione, la menzogna di chi dice: ma io non ho bisogno di andare in chiesa, posso pregare a casa mia. Falso, questo è un inganno del demonio, perché a casa tua tu puoi fare tutte le preghiere che vuoi, ma a casa tua tu non riceverai l'Eucaristia, nessuno ti darà l'Eucaristia. E per la nostra salvezza Gesù al momento della consacrazione, cosa dice il sacerdote? Cosa ha detto Gesù la sera del Giovedì Santo? Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio. E poi aggiunge: fate questo in memoria di me. Per cui il cristiano, perché voi sapete perché la domenica si chiama domenica? Perché si chiama domenica? Deriva da Dominus, cioè che vuol dire Signore, cioè vuol dire Dies Dominici, vuol dire il giorno del Signore. Per cui per noi cristiani non andare a messa la domenica è un atto grave di non amore al Signore. E la più grande vittoria del maligno sulla nostra vita, sapete qual è? Quella di allontanarci dall'Eucaristia. Perché lui sa bene che nel momento in cui ti allontana dall'Eucaristia, lui ha tutto il potere sulla nostra vita. Mentre se io ogni domenica ricevo l'Eucaristia, almeno ogni domenica, io vengo da Cristo fortificato, dallo Spirito Santo illuminato e dal corpo di Cristo trasformato. E allora capite quanto è bugiarda l'idea: mi faccio la comunione e poi sono a posto. Perché spesso quello che succede è questo, che tu vedi un ragazzo alla prima comunione, la cresima, poi forse lo vedi alla prima comunione, poi lo vedi al matrimonio, forse, perché adesso
la stragrande maggioranza convive e poi ce lo portano chiuso dentro una bara quando muore e lì è tutto finito. E allora la vita di fede è una vita che va nutrita come nutri il corpo, come ti nutri per stare in vita fisicamente, dobbiamo nutrire spiritualmente il nostro cuore. Allora, oggi, durante la messa, ci parlerà Padre Albert, che è da ieri qui insieme a Pino. Allora, oggi sarà lui che presiederà la messa, io sarò lì accanto a lui. Quello che vi raccomando, serietà, attenzione. Allora, ecco, intanto vi fa un saluto perché così adesso tra un po' cominciamo la messa. Sia lodato Gesù Cristo. Non vi ho sentito. Sia lodato Gesù Cristo. Quando riceverete la cresima? Che ne? Luglio. Io ero preparato di parlare con voi, ma è un modo come in un classe. Tante domande. Adesso facciamo tutti assieme l'atto di dolore. La preghiera si chiama l'atto di dolore. Conoscete? L'atto di dolore, riuscite a pregare? Avete fatto la prima confessione? Prima comunione? Ok, ho capito. Va bene. Allora, celebriamo la messa. Vi prego di partecipare pienamente, di pregare davvero in modo che lo Spirito Santo può scendere su di voi, anche durante la messa si scende, e poi noi preghiamo per voi e con voi, con il vostro parroco che è così bravo, potete diventare bravi laici, non solo prima della cresima, anche dopo, in modo particolare dopo la cresima, perché diventate veri testimoni di Cristo voi. Veri testimoni di Cristo. Vi saluto, buona preghiera a tutti. Bene, allora adesso andiamo a prepararci per la messa. Maria, così. Ha fatto lei. Di chi era questo? Chi me l'aveva dato? Allora, anzitutto ragazzi, attenzione. La prossima volta